Nuovo record per la vendita delle seppioline. Ce ne dà comunicazione Luca Veronese della 4Fish. Le seppioline sono state acquistate da una prestigiosa pescheria di Conegliano, il titolare si chiama Andrea e le aveva già ordinate un cliente appassionato di seppioline di questa specialità e questa mattina al mercato il nostro Luca Veronese se le ha aggiudicate per 220 euro. Signori, questa volta è vero. Le prime seppioline dell'anno, adesso facciamo l'asta e ce le portiamo a casa. 220 euro. E ce le portiamo a casa. Ciao! Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Nello scorso Consiglio Comunale e in questi giorni immediatamente successivi non si ferma la polemica sul permesso a costruire in deroga rilasciato a un privato per demolire un casone da terre e costruire una villetta di 3 unità abitative in lungomare. Una polemica che nasce dal fatto che il progetto va a impattare in un territorio in cui si stava progettando un'area pubblica essenziale per poter rivedere la viabilità di questa parte della città. Viabilità è un tasto dolente. Come ha evidenziato l'architetto Alessandra Penso, prima si dovrebbe valutare l'interesse pubblico e poi quello del privato, che si dovrebbe, il condizionale ed obbligo, adattare all'utilità della collettività. In questo caso sembra si debba agire al contrario, prima accontentando il privato e poi adattando le esigenze del pubblico. Il tutto in cambio di 30.000 denari. Il privato si vede aumentare gli oneri da 15.000 euro a 30.000 euro che saranno necessari a quanto pare per rifare i bagni in una scuola pubblica. Quello che stupisce è il parere tecnico del dirigente degli uffici competenti, che la Penso afferma non allegato agli atti, da cui risulta incompatibilità tra ciò che intende fare il privato e la progettazione pubblica in essere. Nella discussione successiva le parole che dice la Penso fanno però riflettere. In quello prima è stato chiaro, no? C'è stato qualcosa per cui andava votato. Ce ne siamo fregati dell'ambito pubblico, ce ne siamo fregati del fatto che nessuno di noi era convinto. Chi lo ha votato era contro a tutti questi tipi di interventi, ma oggi che supporta la maggioranza non è più contro. Ma ve ne assumete la responsabilità. Perché ci chiediamo noi non è stato tenuto in considerazione il parere del dirigente e perché l'assessore all'urbanistica appoggia un progetto che favorisce un privato a discapito del bene pubblico quando apparentemente il suo pensiero politico fino a qualche settimana fa sembrava essere opposto. Qual è il beneficio per la comunità di tale permesso a costruire, visto tutta la polemica che sta infiammando le minoranze? Allora, quello di prima è stato chiaro, no? Che c'era qualcosa per cui andava votato e ce ne siamo fregati dell'ambito pubblico, ci siamo fregati del fatto che nessuno di voi era convinto, abbiamo analizzato che chi lo ha votato era contro a tutti questi tipi di interventi, oggi supporta la maggioranza e non è più contro, perché poi quando si vota qualcosa contro saltano poltrone in questa amministrazione, saltano equilibri, chiamiamoli equilibri, e quindi votare qualcosa a volte è dovuto, però ve ne assumete la responsabilità anche di eventuali ricorsi e anche di eventuali procedure di verifica se ci sono eventuali danni che può creare quel provvedimento all'amministrazione.
Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono le più buone rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Non è passato molto tempo da quando abbiamo parlato per la seconda volta della pavimentazione della laterale di via Roma, che mostrava una inesistente manutenzione e una trascuratezza sempre maggiore. Le lastre continuavano a sgretolarsi col passaggio di macchine e moto, scivolando sotto la suola e facendo anche perdere l'equilibrio ai passanti, soprattutto con le piogge. Finalmente la settimana scorsa gli addetti sono intervenuti e hanno messo la strada in una situazione di sicurezza. Esteticamente parlando abbiamo nuove toppe che si sommano a quelle che costellano le strade di Chioggia ed esteticamente parlando toppe simili su pavimentazioni simili sono da bocciare, ma per la sicurezza dei pedoni e di chi transita si chiudono due occhi e si attendono tempi migliori. Centri storici di Marina e di Chioggia hanno pavimentazioni che stanno supplicando di essere sistemate. Rendiamocene conto. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Il premio di studio alla migliore tesi di laurea in biologia marina conferito dal Rotary Club è stato consegnato lo scorso venerdì 14 giugno durante una conviviale al Gran Sostanco. Il premio è stato assegnato alla dottoressa Giada Riva per la tesi Applicazione e confronto di indici per la valutazione degli impatti della pesca a strascico demersale sulle comunità epibentoniche dell'Adriatico. Relatrice professoressa Carlotta Mazzoldi, Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, correlatore professor Sasha Rajcevic dell'ISPRA di Chioggia. La ricerca svolta ha impegnato la dottoressa Riva per più di un anno, raccogliendo oltre 500 campionature studiate prima a bordo e poi in laboratorio. Nel confronto che si è creato è stata sottolineata la simbiosi tra i pescatori e i ricercatori di biologia marina dell'Università di Padova, simbiosi finalizzata a migliorare le possibilità di pesca con il minor danno ambientale possibile. Il premio è stato consegnato quindi a una molto emozionata dottoressa Riva. Un gran lavoro quello che viene svolto dal Dipartimento di Biologia Marina dell'Università di Padova, aiutato nel suo nascere da un importante contributo della BCC Veneta e volto a ricercare un equilibrio tra le risorse e l'ambiente. The hydrogeological station it is one of the main marine stations along the Italian coastline and offers reliable access and facilities to work in the coastal environment of the North Adriatic Sea and in Venice Lagoon. The station supports the fishermen community and all companies that are involved in maritime and eco-engineering solutions. Analysis of fish, bentos, parameters, pathogens, invasive species, advice on how to manage pollutants. The station addresses concrete issues and responds to concrete demands of the territory. Qui nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. È tornata in funzione la conca di navigazione di Intestadura, un'opera infrastrutturale dal valore storico-culturale oltre che idraulico. Grazie ai lavori sarà dato nuovo impulso alla navigabilità interna nei due sensi di percorrenza del fiume, del Piave verso la Piave Vecchia, detta anche canali di Intestadura,
e dalla Piave Vecchia verso il Piave, valorizzando la navigazione turistica anche a favore dei comuni di Musile e San Donà di Piave e garantendo la difesa idraulica in caso di piena. I lavori di recupero funzionale ed ammodernamento dell'opera, finanziati dalla Regione con 2,4 milioni di euro, sono stati seguiti da Infrastrutture Venete, braccio operativo regionale che ne ha assicurato la gestione e il funzionamento. Lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, anche assessore alle infrastrutture, lavori e trasporti, oggi in sopralluogo a Musile di Piave, in provincia di Venezia, in occasione della messa in funzione della conca di navigazione di Intestadura che collega il fiume Piave con la Piave Vecchia nel comune di Musile di Piave. Alla cerimonia era presente anche il consigliere regionale Marco Dolfin, che ha sottolineato l'importanza strategica dell'opera per il territorio. Si tratta di un importante manufatto che consente di creare i collegamenti tra il Piave e numerosi altri percorsi navigabili con forte valenza paesaggistica e ambientale, ha precisato la vicepresidente. Grazie alla Piave Vecchia, della lunghezza di oltre 7 km, si dà forma infatti ad un importante asse di navigazione che, passando attraverso il nodo di Caposile, consente l'accesso alla laguna di Venezia, a Treviso e alle darsi nei porti di Jesolo, Cavallino e Portegrandi. Con l'occasione è stata presentata anche la nuova rampa di varo e alaggio per le unità nautiche del pontile di Caposile, oggetto di un intervento di ricostruzione in legno di Infrastrutture Venete. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ieri mattina la biglietteria di Arriva Veneto in centro storico a Chioggia ha chiuso l'attività e da questa mattina, mercoledì 19 giugno, ha iniziato la sua attività la sede di Sottomarina in Piazzale Europa. Sarà aperta dal lunedì al sabato, la mattina dalle 9 alle 12, i pomeriggi dalle 15.30 alle 18. La nuova sede risponderà puntualmente alle esigenze della clientela in spazi più ampi e in un ambiente certamente moderno. Buongiorno, lei che è un nostro concittadino sempre attento a queste cose nuove, cosa dice? Naturalmente è una bella cosa che ci siano degli uffici che deve servire la cittadinanza ed è molto bello che qua sia stato aperto una biglietteria per quanto riguarda Arriva Veneto. la Riva Veneto, molto bene e pertanto io sono contento in qualità di cittadino di Sottomarina e di Chioggia. Certo, anche bello perché prima il portico qui era abbandonato, c'è anche questa cosa qua, quindi vuol dire anche vivacizzare la città perché dopo ci sarà un movimento di persone, Logico, non sarà abbandonata, insomma. Perché... È logico, perché tutto quello che si fa è sempre per fin di Bene, signor Tiozzo, la ringrazio. Grazie a lei. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.